Ci sono gli stessi studi SARS e con la MERS che dimostrano che questi anticorpi perdurano per più di 3 anni e proteggono dall'infezione sperimentale nell'animale. E ci sono studi con questo SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus, che dimostrano che questi anticorpi nella maggior parte dei casi sono neutralizzanti. Immaginate un esercito formato da linfociti da una parte e da anticorpi dall'altra, a cui di volta in volta, a contatto con un nuovo agente patogeno, si aggiungono nuove truppe. Le loro tracce sono evidenti nel sangue. Se i tamponi hanno una sensibilità in generale del 70%, afferma il virologo Giorgio Palù, l'altro strumento di diagnosi straordinario è proprio quello dei test sierologici. Basta effettuarli soltanto una volta. Se sono positivi significa che il soggetto ha incontrato il virus. I test serologici hanno un valore di diagnosi, possono assistere la diagnosi diretta che è quella del tampone, anche un altro valore che è quello epidemiologico. Ci servono a dire con precisione quante persone sono venute in contatto con il virus. Il test sierologico ha un altro valore importante perché misura anche da quanto il soggetto è entrato in contatto con il virus, riuscendo a riconoscere anche le classi degli anticorpi trovati nel sangue. Sono le IgM le prime che si formano dopo 4 o 5 giorni, le IgG che si formano dopo 7, 15 o 20 giorni, oppure le IgA che sono immunoglobuline secretori che si trovano nelle secrezioni, che in questo caso sono molto importanti per questo virus, perché le potremmo rintracciare, e alcuni studi americani e cinesi lo dimostrano già, sono quelle che si alzano molto prima e se noi le cercassimo nelle secrezioni le troveremo. Dove, come e quando si manifesta l'infezione, i test sierologici possono tracciare una vera e propria mappa del virus. Ecco perché, come cura, tra le altre, anche l'Italia sta utilizzando il plasma di persone convalescenti, una nuova possibile frontiera contro il coronavirus. Con risultati che ovviamente non saranno sicuramente probanti finché non abbiamo uno studio controllato, ma ci dimostrano che sono efficaci. Quindi vuol dire che quando si formano questi anticorpi sono protettivi.